Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovate questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. In questo periodo c'è una situazione complicata per diverse attività economiche a causa di carenza di personale legato alla situazione del contagio nella nostra regione. Infatti alle assenze per malattia a causa del Covid sempre più spesso si sommano anche diversi giorni prima di poter tornare al lavoro in attesa del certificato di guarigione oppure del Green Pass, e a soffrire in modo particolare sono le imprese artigiane. Isabella Gregorato ne parla con il presidente regionale di Confartigianato, Graziano Tilati. Siamo con il presidente di Confartigianato, Graziano Tilati, per vedere quali sono le difficoltà per rientrare a lavorare dopo malattia oppure dopo aver appunto ricevuto il vaccino. Difficoltà ad ottenere il Green Pass. E come si stanno ripercuotendo queste difficoltà nelle attività, nelle aziende che sono tutte quelle artigiane, sono tutte di medie e piccole dimensioni? Crea delle disfunzioni, anche perché questi ritardi dovuti al malfunzionamento della burocrazia o in questo momento di queste trasmissioni digitali che avvengono in ritardo, oltre che a rallentare il lavoro, creano anche delle complicazioni di carattere burocratico per le aziende, ma anche di carattere economico per il dipendente, perché rientro in ritardo rispetto al certificato di malattia post quarantena gli crea un danno economico. E quindi io mi auguro e spero che in un momento in cui si parla tanto di transizione digitale, che questa avvenga, si mettano a punto tutti questi meccanismi che siano automatici. Una volta fatto il tampone, l'esito del tampone venga comunicato e siano subito liberati e coincidano con i certificati di rientro al lavoro. Però voi avete anche un altro problema, perché soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni il fatto che ci siano persone non vaccinate, che fra pochi giorni ci sarà il vaccino obbligatorio per gli over 50, ecco, come affronterete la situazione? Perché mi pare di capire che questo sia un nodo importante, no? Questo crea dei problemi. Fortunatamente, nel nostro mondo quelli non dotati di Green Pass, quindi non Vax, in particolare nei nostri collaboratori non ce ne sono tanti, ma in alcune aziende ci è stato segnalato il caso che la mancanza di vaccinazione o di Green Pass ha determinato una decurtazione della forza del lavoro del 50%, perché se tu hai 2 dipendenti, uno non è vaccinato, quindi è chiaro che tu rallenti il corso del lavoro, hai dei danni non solo sul conto economico dell'azienda, ma anche nella soddisfazione dei clienti, perché ritardi l'esecuzione di alcuni lavori. Poi parliamo anche dell'impatto che questa misura può avere nel futuro, oltre tenendo presente che gran parte delle figure professionali che lavorano con le piccole imprese, che fanno alcuni questi lavori qualificati sono over 50, e lì misureremo il problema, perché coloro che non avranno il Green Pass dopo il 14 non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Speriamo che il governo sta discutendo se nell'alleggerimento delle misure o trovare delle soluzioni, perché qui oltre alla crisi economica, la crisi di sfiducia, si aggiunge anche questa impossibilità di far lavorare le aziende. Alla fine si ripercuotono non solo sul titolare, sull'artigiano, ma anche sui clienti, ma anche poi nella fiscalità derivata allo Stato. Congresso della CISL del Friuli Occidentale oggi a Sesto al Reghena, e il segretario regionale Alberto Montico ha lanciato un monito ai nostri microfoni. L'Italia deve ripartire nonostante la pandemia, altrimenti sarebbe una catastrofe per il sistema paese. Siamo al congresso della CISL, un appuntamento importante qui a Sesto Reghena con il segretario regionale Alberto Montico. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi e soprattutto che cosa oggi valuterete e soprattutto deciderete? Ma sul fronte interno noi vogliamo continuare un percorso di ricambio generazionale per valorizzare il discorso di delegati ed essere ancora più presente nei luoghi di lavoro, che riteniamo sia il fulcro per quanto riguarda l'attività sindacale.
Sul fronte del mercato del lavoro e quindi dello sviluppo credo che focalizzeremo le prospettive del PNRR anche alla luce della probabile apertura dei tavoli a breve, visto che abbiamo fatto le richieste sia alla Presidenza della Regione sia alla Presidenza dell'ANCI, in modo da cominciare a capire qual è il disegno di sistema regionale all'interno del sistema paese che si delinea. E l'Italia è pronta per riaprire tutto, soprattutto per ripartire, perché ci sono degli appuntamenti importanti, diceva soprattutto il PNRR, ci sono dei fondi sicuramente da carpire, ecco, le possibilità adesso quali sono? Allora, io le giro la domanda, nel senso, non abbiamo alternative nel non ripartire, perché quello di chiudere sicuramente sarebbe un discorso che l'intero sistema paese, sia da un punto di vista economico ma anche sociale, non reggerebbe. Credo che il messaggio che è arrivato dalla politica con l'elezione del Presidente Mattarella e la conferma di Draghi alla Presidenza del Consiglio sia un messaggio di continuità operativa che, se da un lato preoccupa per la fragilità della politica, dall'altro ci dà la speranza che i tavoli messi in piedi sulle riforme possano continuare a produrre i risultati sperati. Quale futuro allora vede soprattutto per questa Italia ma anche per la vostra CISL? Ma ripeto, noi la focalizzazione è quella di essere presenti nei luoghi di lavoro, perché abbiamo un pacchetto di riforme, parliamo di ammortizzatori sociali, parliamo di politiche attive, parliamo dello stesso problema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la riforma delle pensioni, la non autosufficienza, che sono dei temi di attualità che meritano, che per un paese che merita di dare prospettiva sia al presente ma soprattutto ai giovani in prospettiva futura. Troppe morti ancora sul lavoro, come arginare questo fenomeno? E non scandalizzandosi e non mandando Twitter il giorno dopo un incidente mortale. Noi sono anni che continuiamo ad avere 3 morti al giorno. Nel 2019, che era l'ultimo anno prima, diciamo, della pandemia, in Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato 21 incidenti mortali, nel 2021 ne abbiamo registrati 22. Quindi c'è un trend costante, che significa che probabilmente bisogna essere un po' più rigorosi e rigidi nell'applicare le norme che già esistono. Ripeto, scandalizzarsi ogni volta dopo un incidente non serve a nulla. Lega Ambiente dona al Comune di Udine un bosco. Emilio Gottardo, ispettore forestale in pensione volontario dell'associazione, ha vinto il premio L'uomo che piantava gli alberi, indetto da Veneto Agricoltura, agenzia per l'innovazione nel settore primario. E Gottardo, tra i primi in Italia a promuovere il rimboschimento, ha donato il suo premio consistente in 250 alberi appunto al Comune di Udine. In arrivo al Comune di Udine alberi in dono. Ne parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che oggi ha organizzato qui a Palazzo d'Aronco un incontro con Lega Ambiente proprio per affrontare questo argomento. Ma è un bel argomento, perché piantare alberi è dare sicurezza ai nostri cittadini, migliorare l'ambiente, soprattutto l'atmosfera, che sappiamo è in difficoltà. Vedete che ancora anche le mascherine, insomma, abbiamo bisogno di aria pulita, abbiamo bisogno di un ambiente nuovo, e gli alberi senz'altro ci danno un grosso contributo. Oggi ho incontrato gli esponenti di Lega Ambiente qui della città di Udine, e tra l'altro un amico, il dottor Emilio Gottardo, che ci ha fatto un regalo, ci sta per portare ancora alberi in città, che noi pianteremo, metteremo a disposizione le superfici per metterli a dimora, perché, ripeto, sono momenti importanti per dare una svolta fondamentale al nostro ambiente. E che avete già individuato l'area? Sì, l'area è sempre la zona est della città, dove abbiamo dei terreni a disposizione. Erano destinati prima alla coltivazione della soia, adesso li mettiamo proprio destinati a alberi per fare un bel bosco in quella zona. E con noi c'è anche appunto il rappresentante di Lega Ambiente, Emilio Gottardo. Quindi questo dono di alberi da che cosa arriva, da che cosa deriva? Una parte consistente, 250 piante, arriva da un dono che io ho ricevuto come vincitore di un premio nazionale, L'uomo che piantava alberi, da parte di Veneto Agricoltura. 250 piante che ho con sommo piacere regalato al Comune di Udine, il quale le pianterà nella zona est in Viale Forze Armate prossimamente. Però a questa
iniziativa, insomma io anche come ex consigliere comunale ho voluto farla con grande piacere, si affianca una proposta offerta che Legambiente Nazionale ha fatto a tutti i comuni capoluogo di realizzare un ettaro di bosco a spese di Legambiente e a manutenzione di Legambiente per un paio di anni, di piante per compensare i carichi di anidride carbonica che il sistema produttivo genera in Italia, nel paese. Ecco, quindi questa è un'iniziativa, come dire, di lungo respiro, ovviamente, perché gli alberi devono crescere, ma il Comune ha dato ben volentieri, e di questo lo ringrazio, disponibilità immediata a realizzare l'impianto che verrà fatto quest'autunno. Ecco, quindi a breve potremo aspettarci l'inizio di un nuovo bosco. Sì, immagino di sì, già delle piante sono state piantate, quelle donate dal sottoscritto verranno piantate in primavera, quelle che sono donate da Legambiente verranno piantate nella prossima stagione autunnale. Ecco, con Emilio Gottardo parliamo un attimo anche di questo premio, l'uomo che pianta gli alberi. Sì, è una bellissima iniziativa che il Veneto Agricoltura ha attivato da alcuni anni e ogni anno premia un tecnico, un volontario, un amministratore e un agricoltore che si sono distinti a livello nazionale per l'attività proprio di piantare alberi. Hanno dedicato questo premio al personaggio Jean Genot, che era un italiano trasferito in Francia che si è dedicato a questa attività. E io sono stato riconosciuto meritevole di questo premio nel 2021 per la sezione dei tecnici. Bene, quindi con il sindaco chiudiamo questo collegamento da Palazzo d'Aronco, quindi grande soddisfazione in sostanza, perché lei da tempo, no, sta sostenendo questa politica green. Sì, sono contento perché già questo contributo del dottor Gottardo ci conferma questa scelta che abbiamo fatto. E adesso ci stiamo preparando anche per un altro bosco, quello dell'ex caserma Piave, dove dovremo iniziare la demolizione degli edifici per preparare il terreno per ospitare anche lì un altro bosco in città. Possiamo parlare dei tempi, quando comincerà la demolizione? Beh, la demolizione comincerà quest'anno, però la piantumazione probabilmente la faremo la prossima primavera. Bene, ringraziamo anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Qui da Palazzo d'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio. E grazie a Isabella Gregorato, noi tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea, parleremo di Udine Jump Development, il Meeting d'Italia di salto in alto che si è chiuso ieri a Udine con la miglior prestazione maschile stagionale, poi di un progetto di un gruppo di DJ della nostra regione, tra poco. Da ieri sera ci sono 2 nuovi nomi nell'Albo d'Oro di Udine Jump Development, sono quelli di Mirela Demireva e Ilia Ivanic nell'Albo d'Oro appunto del Meeting d'Italia ideato da Alessandro Talotti e oggi portato avanti da Massimo Di Giorgio, Mario Gasparetto con la Libertas Udine. I 2 vincitori sotto gli occhi della moglie di Alessandro, Silvia Stibili, e del piccolo Elio Talotti, dei genitori di Alessandro e poi del leggendario Javier Sotomayor, di Giuseppe Gibilisco e del appassionato seppur contingentato pubblico di Udine, hanno firmato 2 prestazioni importanti, le misure di 1,90 e 2,29, quest'ultima in particolare la miglior prestazione mondiale stagionale. Quarta edizione del Memorial Udine Jump, l'anno scorso qua c'era Alessandro Talotti, adesso si va avanti in memoria sua. Sì, Alessandro non c'è, ma c'è. Infatti questa è una festa per lui, perché è questo che aveva chiesto a me e a Mario Gasparetto di portare avanti, di ricordarlo come Joker Jumper, che è il JJ famoso, e quindi noi ci siamo dati da fare e cerchiamo di onorarlo il più possibile nella memoria. Quanto è sentito questo appuntamento dagli atleti? È molto sentito, sempre di più, perché è un meeting diventato internazionale, ma veramente di grande spessore per qualsiasi atleta
voglia cimentarsi in questa disciplina. In più a Udine abbiamo ricreato questa atmosfera solo dedicata al salto in alto, quindi è molto raccolta, il nostro palazzetto si presta benissimo, quest'anno c'è un po' di pubblico rispetto allo scorso anno solo ad invito, ma se voi ricordate nel 2019 qui dentro c'erano 1200 persone e per questi atleti è una motivazione fortissima essere in un clima così festoso, chiamiamolo, dove loro possono esprimersi al meglio nel gesto atletico. Quali sono i talenti friulani da cui ci si aspetta molto? Ma allora diciamo che abbiamo presente oggi in pedana Simone D'Alzilio, che è l'ultima espressione, diciamo, dei tanti saltatori che il Friuli Venezia Giulia ha saputo esprimere. Purtroppo delle ragazze ce n'era qualcuna non in salute, quindi non è presente, quindi diciamo abbiamo lui come testimonia. Ma stiamo coltivando ed è la vera missione di questa, diciamo, associazione fatta da me, Mario Gasparetto e Alessandro Talotto, che vuole proprio riportare in auge la grande scuola friulana del salto in alto. Mario Gasparetto, tra gli organizzatori di questa nuova edizione di Udine Jump Development, quanta emozione e quanto lavoro nell'organizzare questo nuovo appuntamento? Ma più che emozione direi c'è un pizzico di tristezza, qualche cosa, manca Alessandro e questo meeting ce lo ricorda in ogni momento, quindi è bello vedere tanti giovani qua, tanti talenti da tutto il mondo. Il meeting spero possa essere gradito a quel poco pubblico contingentato che abbiamo, e però appunto rimane questo pizzico di nostalgia per un amico che non c'è più. Ci sono molte aspettative su Simone D'Alzilio, cosa dice lei? Beh, io sono il suo allenatore, non so se sono la persona più neutra nel dare giudizi, però è evidente a tutti che è un ragazzo che ha molto talento e una strada che può percorrere sicuramente c'è e anche importante. È lui l'erede di Alessandro? Eredi di Alessandro non ce ne sono. Eredi di Alessandro non ce ne sono, non dal punto di vista sportivo, ma da quell'insieme di cose che era Alessandro. Quindi la sua tecnica, la sua energia, la sua vitalità, il suo sorriso. Simone è un carissimo atleta con buone capacità, ci auguriamo che cresca, però anche lui non può crescere all'ombra di Alessandro. È stato suo amico, suo mentore, Alessandro lo ha curato, per cui Simone è molto legato alla figura di Alessandro, però è bene che cresca e percorra la sua strada. Musica e DJ set nei luoghi più suggestivi della regione, in mezzo alla natura, ma rispettandola senza creare assembramenti e in più, anzi, valorizzando questi luoghi dal punto di vista turistico. Tutto questo è tra gli obiettivi di Apex, una iniziativa che è nata da un gruppo di DJ della nostra regione. Sentiamo di cosa si tratta. Fulvio Montano, Michi Perini, Chris DJ, tre professionisti che si conoscono da tempo, che si sono uniti per un progetto che si intitola Apex Sound Inside Nature. Che cos'è? Apex è una parola latina che significa apice, quindi dare un nuovo punto di vista del territorio, in questo caso la nostra fantastica regione Friuli Venezia Giulia. Facciamo dei DJ set con ripresa frontale a terra e dall'alto con un drone per valorizzare e trasportare virtualmente migliaia di persone nei luoghi che noi amiamo. Nasce tutto da un sogno, da un'idea, nel senso che mi sono seduto su uno sdraio in una notte stellata di fuori sul giardino, è nata così, e pensavo a questo progetto che si chiama Circle, che è il progetto dove noi facciamo riferimento e prendiamo spunto, che è un format molto grosso a livello mondiale. Ho detto, ma perché non fare la stessa cosa anche qua in Friuli Venezia Giulia? Un obiettivo quindi che va oltre la musica, è così? Gli obiettivi principali di Apex stanno, diciamo, in 4 elementi chiave fondamentali, che sono il territorio, emozioni, turismo
e Mind Wellness, il benessere mentale. Territorio perché appunto facciamo riprese sia a terra che aeree col drone per andare proprio a catturare ogni singolo dettaglio del nostro meraviglioso territorio. Emozioni perché alle riprese video uniamo anche un DJ set live emozionale. Per quanto riguarda invece il turismo, con i nostri video vogliamo portare un nuovo pubblico a visitare i nostri stupendi luoghi che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Con il Mind Wellness invece è proprio un connubio tra la musica meditativa che noi appunto mettiamo all'interno dei nostri video e le immagini della natura. Chris, come si realizza tutto questo? Beh, le fasi di realizzazione sono molto semplici, però sono studiate molto bene. Si comincia dallo studiare una location, e in questo caso le abbiamo proposte le location, e siamo partiti con i primi 6 progetti con i 6 poli sciistici della regione. Poi si va ovviamente a ragionare sulla parte musicale, anche tutta la parte musicale viene gestita da uno studio musicale friulano, il Solid Wave Studio, con Max Millan, che riesce a creare la chiave musicale giusta che va poi a intrecciarsi con l'emozione delle immagini, l'emozione della musica. E poi tutto questo viene promosso sui vari social per dare questa sensazione. Noi consigliamo anche la vista su delle smart TV che oggi come oggi sono sempre più popolari, perché poi il video finale è in Full HD. Tutti possono seguire i video in prima visione quando li pubblichiamo sulla pagina Facebook e anche sulla nostra pagina YouTube, sul nostro canale YouTube, ma vediamo che soprattutto le persone amano goderseli nel momento in cui decidono di volerlo vedere, si prendono un'ora di tempo per godersi questo spettacolo della natura che è la nostra regione. Abbiamo la versione trailer che va ad annunciare il prossimo video da 30 secondi e poi la versione intera da un'ora. Noi ci avvaliamo di figure professionali ma anche di figure di supporto locali, infatti appunto per non valorizzare solamente il territorio ma dare la possibilità anche a talenti del territorio e usare Apex, tra virgolette, usare come vetrina di promozione. Quanti siete in tutto? Allora, in totale siamo in 14 persone, c'è chi si occupa della parte amministrativa, burocratica, la parte social, la parte musicale e la parte di manovalanza anche, che non guasta mai. C'è stata una prima edizione. Sì, i risultati sono andati ben al di là delle nostre aspettative. Diciamo che il nostro obiettivo inizialmente era quello di fare 100.000 visualizzazioni, mentre abbiamo superato il 1 milione di visualizzazioni contando i social che noi stiamo usando, quindi Facebook, che è il canale principale, poi Instagram e YouTube. Quando si parla di natura, soprattutto oggi, si parla anche di rispetto per la stessa. Il nostro motto è non sfruttare ma valorizzare. Cosa vuol dire? Che questo tipo di eventi porta virtualmente, come accennavo prima, migliaia di persone a visitare un luogo senza però inquinarlo o sporcare il territorio, che è una cosa molto importante, e soprattutto, visto il momento, il periodo storico, non crea assembramenti. E per oggi con A Voi la Linea è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio, arrivederci.